Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento, quello di inizio settimana, la settimana che ci porta al Natale, allora un weekend trascorso per voi sui campi con i risultati che tra poco avrete e vi daremo attraverso il nostro sito, il nostro www.venetoglobe.com, la nostra web tv e poi in digitale terrestre sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia su Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, ogni sera in onda alle 19:40 e 19:45 circa, nella seconda parte di serata e poi in replica nella mattinata. Andiamo a vedere subito le principali notizie di oggi. Cominciamo con lo sci in Francia, en plein assoluto della Eckhoff. Dietro di lei Dorothea Virer che torna in testa e punta al bis in coppa. Rinviate alcune gare per il, maltempo, ma per il caldo un po' anomalo in alta quota. Annullata la discesa donne di Val d'Isère. Nella pallacanestro di A1 Sassari blocca la Virtus Bologna per 91-77, 7-7. Venezia espugna Reggio Emilia per 104-85. Ha riposato la TVB De Longhi Treviso di Max Menetti che giocherà venerdì contro Sassari alle ore 20:30 al Palaverde, una gara sicuramente da vedere. L'Imoco Conegliano per il volley femminile in A1 femminile per l'appunto vince 3-0 contro il Bisonte Firenze. Noi andiamo a sentire a fine gara Daniele Santarelli. Le ragazze sono state brave, non era facile venire a Firenze e vincere con un punteggio netto. Abbiamo avuto un inizio un po' contratto, poi siamo venuti fuori alla distanza, abbiamo giocato un ottimo finale di primo set e un buonissimo secondo set. Il terzo set siamo partiti contratti, abbiamo fatto 5 disattenzioni, è ovvio che poi lì abbiamo dovuto rincorrere, però credo che le ragazze si siano comportate egregiamente, non è semplice per noi, veniamo da un periodo lunghissimo e molto difficile, giochiamo sempre contro squadre che contro di noi non hanno nulla da perdere, noi dobbiamo sempre dimostrare. Oggi torniamo a casa molto contenti e poi abbiamo l'ultima gara il 26 e lì ci giocheremo il primo posto contro Busto, sarà una bellissima sfida. Altra vittoria quindi per le campionesse del mondo, vince anche Busto che rimane seconda in classifica in campionato a 3 punti di distacco dalle trevigiane. La 13ª giornata si giocherà giovedì 26, quindi dopo Natale. Imoco Busto Arsizio si gioca alle ore 17 alla Palaverde. Nella pallavolo maschile invece Civitanova vola a 35 punti dietro Modena e Perugia che sono a 28. Padova perde 3-2 a Monza, a Verona invece passa Milano per 3-1. 14ª giornata, anche in questo caso nella giornata di Santo Stefano, ovvero il 26, con Padova Modena e Sora Verona. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza in trasferta contro il Trentino arriva purtroppo una sconfitta per 3-1. In campo anche quelli della A3 il 26 con Motta in casa contro Prata di Pordenone. In Serie C lo SPES Team Conegliano ha vinto contro la Resanese per 3-1 rimanendo al comando con 24 punti, 3 punti di vantaggio sempre sulla stessa Resanese. I Leoni del Benetton, adesso siamo al rugby, espugnano Parma vincendo 13-8 il primo match tra le due formazioni. Il secondo si giocherà il 28 di questo mese al Monigo, allo stadio Monigo appunto di Treviso. Al termine di un incontro la prima vittoria è arrivata, giocato sul fango con un campo al limite della praticabilità. Sentiamo Ongaro, allenatore, e poi il terza linea Stein. Si cerca di fare il meglio possibile e un grosso merito ai ragazzi perché una situazione del genere non era facile da difendere, una situazione d'attacco così anche un altro giocatore in meno e sotto pressione l'arbitro che in una situazione così di attacco predilige sempre l'attacco e la difesa, ma ti dico è stata una prova veramente d'orgoglio dei ragazzi. Tu come l'hai vissuto questa partita? Ma secondo me è stata una partita molto positiva per noi, soprattutto perché c'erano tanti fattori esterni fuori il nostro controllo che ovviamente ha creato qualche difficoltà in più. Però siamo andati in campo con idee chiare, abbiamo lavorato e preparato molto bene questa settimana
e abbiamo fatto vedere una grande difesa e una grande voglia di giocare nonostante la situazione del campo, diciamo. Sì, e ci sono tanti positivi e poi ci sono anche tante cose che possiamo migliorare e sicuramente lunedì cominciamo di nuovo da capo a sistemare quelle piccole situazioni, diciamo. Ti aspettavi l'esecuzione così? Ti aspettavi una squadra? Sì, ma certo, anche noi abbiamo deciso per il fattore del campo che in queste condizioni non vogliamo rischiare di giocare troppo, quindi abbiamo detto che calciamo, diamo la palla a loro e difendiamo, cioè forziamo loro di fare falli e di sbagliare, diciamo. E niente, cioè, abbiamo fatto quello. Ragazzi, è andata bene, però se qua segnavano la meta e vincevano i 2 punti, capito, vedi tutto all'indietro e tocchi quei punti che abbiamo toccato, però io voglio toccarli lo stesso perché non bisogna trovarsi in questa situazione. Queste le dichiarazioni di Abram Stein e di Ongaro, e allora adesso andiamo a parlare di calcio, lasciamo il rugby. Inter e Juve in testa al campionato, Lazio terza, Roma al quarto posto, Atalanta splendida quinta dopo aver distrutto, ed è l'aggettivo giusto, per 5-0 il Milan di Pioli. Intanto per la Juventus e la Lazio c'è stata la Supercoppa giocata a Riyadh domenica sera. Ha vinto la Lazio 3-1 con un Sarri e con una Juventus piuttosto arrabbiata. In Serie B le venete e le friulane vanno bene, a parte Venezia, con Cittadella Chievo pareggio 1-1. Juve Stabia batte Venezia per l'appunto 2-0. Il Pordenone di questo uomo di Tesser contro l'Ascoli alla Dacia Arena di Udine vince 2-1 contro l'Ascoli, una vittoria importantissima. Benevento ha 40 punti, secondo proprio il Pordenone, una sorpresa assoluta di questo campionato con 31 punti. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto giocherà il prossimo turno nell'anno nuovo, il 5 gennaio, soltanto preparazione e quindi allenamenti in questo momento, in queste settimane per le ragazze di Bortoluzzi. Purtroppo c'è stato un lutto nella Marca trevigiana per quanto riguarda lo sport, è venuto a mancare Marco Lucchetta, 55 anni soltanto, un infarto cardiaco per lui, ex giocatore della Pievigina, dei bei tempi ma anche di altre squadre. Lui aveva giocato anche all'estero, era molto conosciuto con i fratelli e soprattutto e non solo nell'ambiente appunto di Pieve di Soligo. Condoglianze alla famiglia. Serie C, tutte rinviate le gare del campionato per la protesta per quanto riguarda la Lega, insomma saprete tutto. La Nerossi Vicenza del patron rosso che rimane lì, quindi in vetta con 45 punti, insegue il Carpi a 41, Reggio Audace con 38. La Serie D classifica con Campodarsego, il Campodarsego di mister Andreucci che pareggia a Villafranca per 1-1, resta in testa con 40 punti, 7 di vantaggio sul Legnago e Charlins Musane, autentica sorpresa, che vola a 33 punti. Clodiense e Cartigliano sono a 32, l'Adriese di mister Tiozzo delude un pochino e si piazza con l'Ambrosiana a 31 punti. Si tornerà in campo il 5 gennaio prossimo. Andiamo nell'eccellenza dove nel girone A il Giorgione ha, forse a sorpresa ma anche meritatamente per quanto riguarda il Sona, perduto per 1-0 questo match clou che si è giocato a Castelfranco Veneto. 1-0 per il Sona e Giorgione che scivola così in classifica al quarto posto. Nel girone B invece il San Giorgio Sedico ha perso a Spinea per 2-1, ma rimane ugualmente sempre in testa davanti al Portogruaro con 29 punti e vincente ieri a Pieve di Soligo per 2-1 contro l'Eclisse Careni Pievigina. Andiamo a sentire proprio il contributo di questa partita. Cominciamo con il mister ospite, il mister del Portogruaro, appena insediato sulla panchina al posto di De Cecco. Lui si chiama Giovanni Soncin. Mister, gli ho chiesto come sta meglio adesso della settimana scorsa, mi diceva. Sicuramente quando si rientra a far parte dei giochi, diciamo, poi se si ha anche la fortuna di vincere, soffrendo molto, è normale che uno sia felice, è normale che siamo consapevoli che c'è molto da lavorare, però parte da una buona base con una vittoria.
Sì, si parte da una buona base anche per una buona partita perché è stata combattuta da entrambe le squadre. Ai punti, io dicevo in telecronaca, ai punti qualche cosina in più avete fatto. Forse loro non meritavano questa sconfitta, però diciamo che voi l'avete meritata questa vittoria nonostante tutto. Ma noi siamo andati un po' in difficoltà l'ultimo quarto d'ora quando loro hanno cominciato a mettere queste palle sopra e andare sulla seconda palla, però penso che per un buon 3/4 di partita noi abbiamo fatto un discreto giro palla, abbiamo avuto delle situazioni, poi è normale che la giocata del singolo faccia la differenza, però dobbiamo partire da queste basi e migliorare molto se vogliamo ambire a un piazzamento importante. Un piazzamento importante, oggi il San Giorgio Sedico sembra che abbia perso, quindi siete a -1. Sì, per noi importante era vincere, poi ci sono arrivate anche delle buone notizie da altri campi e questo ci fa solo che piacere. Abbiamo alla ripresa lo scontro diretto, dobbiamo essere bravi a non pensare che dobbiamo fare un solo boccone, però sono delle partite che dobbiamo gestire e a mio avviso quando manca ancora così tanto lo scontro diretto si deve vincere ma assolutamente non perdere. Chiaramente, una settimana, però io ho detto in telecronaca sempre che il tuo modo di giocare insomma si è visto, magari non è sufficiente una settimana però qualche cosa di tuo si è già visto. Ma questo mi fa piacere, sai, quando hai la fortuna di allenare dei giocatori che hanno un passato, che hanno delle caratteristiche, che hanno della qualità e sono intelligenti, magari i tempi si accorciano per vedere quello che vuoi fare, però non dobbiamo dimenticare che questa è una squadra che era seconda in classifica, ci parte già da una buona base. E poi ti ho visto deciso fuori dalla panchina, non eri mai contento oggi? Ma fa parte un po' della mia caratteristica, delle mie qualità, io sono uno molto esigente, uno che partecipa molto alla gara, spero di dare solo nozioni positive e non essere magari avere l'effetto contrario con i miei giocatori, però ripeto, io ho giocatori di un certo spessore che sanno gestire le cose, anche se negli ultimi 10 minuti forse abbiamo pensato più alla partita prossima che avevamo fuori Dennis che a portarla a casa. Buon Natale e buone feste. Grazie altrettanto, faccio a tutti i tifosi, gli sportivi un buon Natale, un felice anno nuovo e speriamo che sia di buon auspicio per tutti. Grazie a Giovanni Soncin per gli auguri di buon Natale e di prossime feste. Porto Mansuè e Liventina al terzo posto sempre in questo campionato di eccellenza, con la Liventina che è veramente l'autentica sorpresa per il momento. La squadra di Vecchiato è risalita veramente tanto di classifica. Poi San Nonà, Noale e Spinea si trovano a 23 punti con un po' di delusione per il San Nonà che vedremo se recupererà. In fondo Montello ultimo a 10 punti, Robeganese e QDP a 13, Union Pro a 15, Vittorio Elia Piave a 16 punti, l'Eclisse si piazza a 17 punti, il Martellago a 18 e sopra c'è l'Istrana a 22. Andiamo in promozione dove nel girone D l'Opitergina continua a vincere, continua a rimanere in testa alla classifica, è capolista, batte il Marcon per 1-0, si porta a punti 36, 8 di vantaggio sul Treviso che è stato costretto al pari dal Villorba. Passiamo al basket in Serie A2 femminile, il Ponzano in trasferta a Udine ha vinto 63-58, è stata una bella vittoria per le ragazze di Nicolas Zanco e il Ponzano sale al quartultimo posto in classifica, si piazza al quartultimo posto in classifica, però era importante vincere. In Serie B maschile invece scivola ad Olginate la Ruker Sanve, quartultima della classifica l'Orginate, rifila una sconfitta piuttosto bruttina agli uomini di Marco Mian. Ora si guarda alle Final 8 di Coppa con Bernareggio che è già dentro. Per Ruker e Padova si giocheranno il secondo posto del campionato e il secondo posto che vale appunto il passaggio alla Final 8 con lo scontro diretto a favore di Ruker perché ha vinto appunto in casa contro l'Antenore Padova. Domenica 5 gennaio con l'anno nuovo la Ruker torna in casa contro Varese ed è obbligata a vincere per accedere appunto alla fase finale. È tutto, vi auguro una buona giornata, una buona settimana che sarà quella di Natale, ma noi ci risentiamo per i saluti e per il commiato definitivo per quanto riguarda questa settimana proprio domani. Buona giornata.